Scatta l'IVA ed è una miccia che scatena rabbia e tensioni. Per il commercio avvelenato dalla crisi, questo è il colpo di grazia. Un terremoto che scuote il Made in Italy, l'aumento dal 21 al 22% è un affare da 567 milioni di euro all'anno, una bomba che manda in frantumi i consumi. Con l'aumento dell'IVA le realtà, le famiglie più penalizzate saranno quelle del nord-est. Una famiglia media veneta pagherà 113 euro in più all'anno. Vanno a colpire i consumi e colpiscono sempre i più deboli. Mi tocca tirare a cinghia, guarda. Siamo costretti, cosa fai? Stai senza mangiare. Finché ce la facciamo e dopo, non so. La gente accusa il colpo. L'impatto dell'IVA non lascia scampo. Bisogna ridurre i consumi. Mobili, elettrodomestici, abbigliamento e calzature saranno i primi settori a venire travolti dal ciclone IVA. I commercianti adesso affilano le armi e si preparano a scendere in piazza. I primi moti rivoluzionari si respirano a Padova, dove l'Ascom annuncia manifestazioni e proteste. Il presidente veneto di Confcommercio, Massimo Zanon, ha il dente avvelenato e con 3 parole definisce le prospettive dopo l'aumento dell'IVA: sconcerto, sconforto e voglia di cambiare paese. Siamo in difficoltà, se andiamo avanti così è un disastro, mi dispiace. È sempre peggio qua, quasi sempre peggio perché qua si paga sempre e in continuazione non si fa niente. Per i consumi già siamo a livelli ridottissimi e si vedrà. Insomma, l'aumento dell'IVA è un boccone avvelenato per il commercio, ma anche per la politica Made in Italy, sempre più ossessionata dalle sue faide tra vendette e ritorsioni. E mentre il governo fa crack, l'anima produttiva del paese torna a vedere le streghe. L'IVA, l'IMU, i debiti dello Stato con le imprese, tutti irrisolti, tutti colpi potenzialmente fatali per un'Italia sempre più in ginocchio. E se la politica non è riuscita a capire che per primo vanno messi gli interessi dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e poi in questo momento di difficoltà vengono i loro interessi personali, vuol dire che questa classe dirigente è giusto che vada a casa, è giusto che la parola passi ai cittadini e speriamo che si cambi completamente il registro, perché così oggettivamente non si poteva più andare avanti.